E la chiamano estate, questa estate senza sole. Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta anche sulla Marca, oltre che sul resto del Veneto, spazzato da temporali e nubifragi, piogge e fulmini, vento e freddo. Decine le chiamate ai vigili del fuoco, ma praticamente e fortunatamente nessuna per gravi allagamenti come quelli invece registrati nelle ultime settimane, tanto che il centralino del 115 questa volta ha dovuto rispondere più a timori preventivi che a reali emergenze. L'allerta meteo è però coincisa con un sabato da bollino rosso per il traffico, in considerazione del primo vero esodo estivo. Così è andata a finire che fra partenze e acqua in mattinata l'autostrada A4 è andata in tilt, costringendo pure i vacanzieri trevigiani a lunghe code in un'atmosfera rarefatta per la luce più da imbrunire che da giorno pieno. Incolonnamenti e rallentamenti hanno comportato la deviazione della circolazione lungo A27 e A28 in provincia di Treviso. Nel frattempo l'ennesimo picco di precipitazioni ha riacceso le preoccupazioni sulla frana in Fadalto. Negli ultimi giorni il fenomeno era apparso in fase regressiva, ma il timore è che le infiltrazioni idriche possano aumentare la fragilità del terreno e dunque provocare ulteriori distacchi, come peraltro avevano previsto gli esperti nell'immediatezza del primo smottamento. Complesso siamo sui 50.000 metri cubi, quella venuta giù forse sui 20.000, anche quella che potrebbe eventualmente venire nei prossimi giorni. In accordo con il comune di Farra d'Al Pago e la protezione civile regionale, il monitoraggio dunque continua. Ma il tempo di questi giorni ha leggermente influito, nel senso che ovviamente il dilavamento ha continuato l'erosione. La frana è tuttora in movimento ma sotto ampio controllo. E così i residenti si stanno abituando a convivere con quella presenza incombente. Qualche volta è successo di notte, si sentiva sti ghiaioni a scendere a valle, insomma, però c'è un terrapieno là grande che non c'è problema, insomma.